nonostante avevi già vinto quando vestivi la maglia del Cittadella, sono sempre una soddisfazione. Sì, dai, anche perché averlo fatto con due maglie diverse fa piacere ricevere questo premio, perché comunque vuol dire che nei 5 mesi che sono stato qui l'anno scorso a Padova, quando sono arrivato a gennaio, ho fatto bene e non me lo aspettavo e fa piacere, molto piacere. Sei stato apprezzato, oltre che insomma, dai televoli, anche dai tifosi, perché si parla da meno di un anno, però sei già comunque uno dei giocatori più stimati dal pubblico, insomma lo senti questa affetto e questa fiducia nei tuoi confronti? Sì, l'ho sempre avvertito dal primo giorno, cerco sempre di ricambiare l'affetto con delle prestazioni importanti, sperando di farne meglio visto la posizione in classifica in cui siamo, però penso che da qui alla fine tireremo fuori tutto per cercare di salire un po' la posizione in classifica. Parlando proprio della tua carriera, hai vinto questi due premi a distanza di molto tempo l'uno dall'altro, tutti quanti sono giocando in Serie B. Sì. Manu Iori adesso ha 31 anni, qualche rimpianto della carriera per non essere riuscito a giocare di più in Serie A, oppure insomma speri ancora in un futuro che possa regalarti delle soddisfazioni anche alla massima serie? Ma è chiaro che per un calciatore giocare in Serie A è il massimo, io l'ho fatto per un anno e forse avrei potuto farlo per qualche anno in più, però sai, quando ti trovi in determinate situazioni devi scegliere e io ho sempre scelto di giocare, nel senso che ho preferito magari scendere di categoria per essere protagonista e non me ne pento, ho sempre fatto quella scelta di giocare, quindi va bene così e poi non si sa mai nel calcio, mai dire mai. A gennaio invece dell'anno scorso hai fatto la scelta di lasciare Cesena per venire a Padova. E adesso ritorni a Cesena venerdì prossimo da avversario. Sì. Tornando a quel gennaio, come mai questa scelta e che sensazioni ti dà tornare a Cesena? Ma è stata una scelta dettata dal fatto che le cose a Cesena non sono andate per il verso giusto e c'era una società come Padova che mi ha voluto e mi ha voluto facendomi sentire importante comprando la metà del cartellino, quindi è stata una scelta anche dettata dal fatto che il Padova stava puntando su di me, comunque comprando la metà del cartellino è stata una scelta che ho fatto volentieri e che rifarei sicuramente. A Cesena si gioca sul campo sintetico, tu che ci hai giocato lì, è un sintetico buono, può crearvi dei problemi? Come si affronta una partita su un terreno così? Ma è un campo buono, nel senso che comunque è un campo sintetico di ultima generazione, però è chiaramente il rimbalzo è diverso, la palla schizza in maniera diversa, quindi sarà una difficoltà in più e che dovremo comunque stare attenti perché ci sono dei rimbalzi, delle situazioni che su un campo normale non ci sarebbero e che ci sono sul campo sintetico. L'ultima cosa, dalla tribuna si vede forse in maniera diversa la partita, tu hai squalificato, come hai visto il Padova contro il Crotone, quindi che sensazioni hai da qui a fine del girone d'andata dove ti aspetta un calendario difficile? Ma direi che sabato abbiamo avuto le occasioni per vincerla, nel primo tempo soprattutto all'inizio abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per portarci in vantaggio, non ci siamo riusciti e abbiamo fatto una partita attenta dove abbiamo concesso con 2 occasioni di Crotone e sai che poi dopo noi quest'anno quando lasciamo un'occasione anche solo c'è il rischio che la perdiamo la partita, invece sabato è stato bravo Luca a fare 2 o 3 interventi importanti e se Melchiorri avesse fatto gol alla fine saremmo parlando di 3 punti che ci avrebbero permesso di guardare la classifica con occhi diversi sempre sapendo che andiamo a Cesena a fare una partita importante.